Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a Live Splash del vostro maledetto veneziano con alcune indicazioni su come riuscire a o investire o a cercare di mettere a frutto i propri risparmi, e qui bisogna capire bene alcuni meccanismi. Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Dislegata, al canale YouTube del vostro maledetto veneziano, se non l'avete ancora fatto e siete di passaggio, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, Face, dove abbiamo praticamente un gruppo che stiamo rilanciando del nome Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Siamo più di 1450 iscritti, amicizie chiaramente, e ma anche solo tu. Più vi ricordo che abbiamo anche i casti sacerdotali, qui sotto i link per poter raggiungerci. E in più abbiamo anche un sito che si chiama ilcapitale.altervista.org dove ci sono vari strumenti gratuiti di cui 20 ebook fatti da vostro marietto nel 2015 con tante istruzioni per quadranti radionici, quadranti radiestesici e circuiti radionici. Il tutto gratuito, ne hanno già scaricati quasi 150.000 e il vostro marietto veneziano ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiestesici gratuiti. In più c'è una sezione shop dove si può ad esempio comprare questo ciondolotto per 150 euro più un ciondolotto amuleto per 150 euro più 10 euro di spedizione che viene spedito per la comunità. E ci sono tanti altri prodotti magici se volete comprare il Degano. Bene, quindi iniziamo un po' questa pillola e parliamo un po' di quelle persone che nella vita hanno magari qualche risparmio, un'eredità e vogliono investirla. Sapete che oggigiorno ci sono tantissimi broker finanziari, alcuni ottimi, di ottima qualità, e alcuni che annascono proprio perché non hanno bene la visione dei periodi che stanno correndo e quindi magari fanno cattivi investimenti e trascinano i propri clienti in questa direzione, no? Allora, cosa bisogna fare? La prima cosa è che uno si trova lì un gruzzoletto d'eredità o perché ha lavorato tantissimo. Cosa bisogna fare? La prima cosa che bisogna fare, a parte la pulizia radionica del marietto veneziano di Hildegard da 100 euro, è studiare un po' a livello astrologico se la persona ha il potenziale mm, per poter fare investimenti. Cioè lui ha i soldi, no? Che li ha ereditati, che li ha vinti, che insomma si è guadagnato di lavorare. Però ci sono alcune persone che a livello astrologico sono deboli con gli investimenti. Cioè qualsiasi cosa che loro investono, automaticamente ci sono degli influssi planetari che li portano a perdere questi soldi qua o in un certo senso a essere, tra virgolette, fregati. Quindi, cosa bisogna fare? La prima cosa, quindi, un'indagine astrologica per vedere se queste persone è nate nel momento giusto, nel giorno giusto, insomma, se tutti gli influssi planetari sono nella giusta posizione per poterlo aiutare a livello di investimenti finanziari, no? E di conseguenza, se dall'indagine astrologica succede o si vede o si vince che questa persona ha le stelle dalla sua, allora chiaramente tutto quello che lui farà sicuramente sarà benedetto, tra virgolette. Nel caso in cui lui ha degli influssi planetari, che si vedono con l'astrologia, negativi, o dà i soldi a un suo amico, o una moglie, o il figlio da investire, oppure non deve farsi abbindolare da broker che lavorano di fantasia. Perché capita spesso anni fa, mi ricordo che avevo consigliato a un broker di stare attento, lui stesso, no? Investiva per gli altri, però si vedeva che stava arrivando questo periodo e gli avevo spiegato certe cose, no? E poi ci sono proprio invece quelli che non sono broker, sono proprio clienti che purtroppo qualsiasi cosa che loro prendono, anche se l'hanno ereditato e lo investono automaticamente. Quindi la prima cosa è guardare sotto in che flussi
planetari si è nati. La seconda cosa, chiaramente un'indagine radiostesca, perché uno può essere nato anche sotto degli influssi planetari estremamente positivi, poi la ditta magari è truffaldina, che gli propone certi investimenti magari in oro, bitcoin, oggi va fortissimo bitcoin, capite? E lì bisogna fare un'indagine radiostesica o con le sibille. Tutto il resto lasciate stare. Ci sono queste start-up, no, di internet che cercano di rastrellare potenziali clienti. Lasciate stare perché come vengono vanno. Bene, cari amici, questa è la dritta. Il vostro manetto vi dice se voi avete un'eredità, avete vinto una causa e vi arrivano dei soldi, se volete investirli o nasconderli, insomma, se volete metterli in un posto, la prima cosa è indagine astrologica sugli influssi planetari. La seconda cosa, indagine radionica e contemporaneamente con le sibille, a vedere se anche l'attività, il broker, il fiduciario, chiamatelo il commercialista, chiamatelo poi la banca, chiamatelo come volete, che vi propone un affare. Sapete quante persone il vostro manetto ha salvato da pacchi? Provate a immaginarlo. Capite? Ci vuole sempre l'occhio vispo anche quando si dorme, quando si parla dei vostri soldi. Grazie cari amici e vi aspetto questa sera alle 21:30 nelle Sibille Interattive di Hildegard nel suo canale. Grazie e alla prossima, ciao.